Siamo con l'Arbe Garbe a Friuli Doc, un gruppo che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, a cui vogliamo invece chiedere come vivono in questo momento la scena musicale, soprattutto giovanile, perché noi parliamo ai giovani, è un portale per i giovani, quindi voi che siete a contatto con gruppi nuovi, come questi ragazzi stanno cercando di provare a fare musica. Beh, direi che in Friuli, specialmente in Friuli, insomma, sta crescendo piano piano. C'è stato secondo me un momento di pausa musicale, adesso stanno tornando fuori un po' di bei gruppi, come stasera adesso stanno suonando Ulisse, i Ciclopi, i Charleston sono anche loro molto bravi. E rispetto a un tempo, secondo me, le possibilità a livello di promozione eccetera sono aumentate, nel senso con internet adesso puoi fare tutto quello che vuoi. Voi come gruppo che ormai ha già un percorso alle spalle e che avrà sicuramente un bel futuro, che consiglio dareste a un giovane che vuole iniziare a fare musica? Chiedi a lui che lui è il giovane. Io sono il giovane del gruppo. Allora, beh, naturalmente la cosa principale è che bisogna crederci fino in fondo, insomma. Poi dipende, nel momento in cui tu lo vuoi far diventare o un hobby o cercare di farlo diventare un lavoro, insomma. C'è un lavoro enorme dietro, basta, cioè, fai prove 2 o 3 volte alla settimana, stai dietro a vedere di organizzare concerti. È un impegno non da poco, bisogna crederci un sacco e spingere un sacco. È un lavoro a tutti gli effetti e quindi bisogna lavorarci. E parlando invece del vostro gruppo, avete delle date in programma, dei concerti che volete segnalare? Il vecchio del gruppo. Date abbiamo il 7, una che ci piace segnalare proprio, venite, il 7 di ottobre a Mortegliano nei posti del Festa in Tenda, nel tendone, dove suoneremo noi Arbe Garbe all'interno del Balalaika Festival. Noi suoneremo il venerdì con due ospiti nostri di Bergamo, ex Jabberwocky, un gruppo che si chiama Dulce Clochard, e l'altro sono le Durmer, che è un gruppo francese che viene a suonare, e li invitiamo qua, li portiamo in giro e sono nostri amici sostanzialmente e fanno una musica abbastanza simile alla nostra, quindi sarà una serata divertente, venite perché c'è da divertirsi. Tutto questo nell'ambito di una festa che è la festa di Night, che riguarda un progetto che noi abbiamo con l'Argentina, che va avanti da molti anni ormai, ed è anche destinata alla serata raccolta di fondi, quindi quello che ci darete d'incasso, che ci sarà, insomma, eccetera, poi verrà destinato tutto al progetto che abbiamo giù in Argentina da tempo. Poi il giorno dopo siamo a Vicenza a suonare e chiudiamo per il momento il tour estivo, e in inverno saremo in giro per l'Italia, credo, a suonare, avremo un po' di date in giro per l'Italia, quindi in Friuli per il momento questa dovrebbe essere l'ultima data, quindi volete venire in Friuli a vederci, Mortegliano 7 ottobre. Ci saremo, grazie.